kayak, canoe avranno di nuovo via libera sul Canal Grande. Il TAR del Veneto ha bocciato l'ordinanza con cui, nell'agosto dello scorso anno, il Comune di Venezia aveva modificato il testo unico per la navigazione in laguna, introducendo alcune restrizioni. Il provvedimento non riguardava le barche a remi dei veneziani, ma altre tipologie di imbarcazioni al servizio dei turisti, appunto kayak, canoe o SUP, che non di rado erano protagoniste anche di bizzarre performance, forse per andare a caccia di un selfie da incorniciare a Venezia. Secondo i giudici della prima sezione del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, però, l'ordinanza comunale non ha rispettato il corretto iter burocratico e soprattutto non ha acquisito preventivamente tutti i pareri necessari. Perciò, proprio alla vigilia della bella stagione, i giudici hanno accolto il ricorso promosso dalla società Venice Kayak, operatore turistico qualificato che accompagnava piccoli gruppi di turisti in questo tipo di escursioni. L'attività potrà riprendere senza limitazioni di orari anche nelle fasce più trafficate. Rimane in vigore invece il divieto per i gommoni a motore.